Buongiorno, oggi in Val Formin, ha nevicato più o meno una settimana fa e abbiamo questa presunzione di trovare delle belle condizioni. In realtà era solo una scusa per fare un salto di nuovo in Dolomiti. Speriamo di trovare un po' di neve interessante. La neve è fantastica. Oggi con Alberto. Beh, la neve qua è ovviamente suspense, crosta non portante. Comunque vi siete goduti il video sul Ciaciani, tanta roba. Ha fatto un miracolo Giulia là di montaggio, super bello. Croda da lago. Bellissima la Val Formin. Peccato per la neve che ancora non è esattamente il massimo. Quest'anno è così. Però l'importante è essere su in montagna. Allora, abbiamo deciso di cambiare itinerario, sempre dalla Val Formin, invece di salire sui Lastoi, prendiamo quel canale là, che non so cosa sia, ma sembra interessante. Magari là troviamo un po' di neve sciabile, perché qua adesso è... dopo sarà un delirio a scendere. Adesso saliamo qua dentro, vediamo un po' se troviamo qualcosa di carino. Dietro il Tofanone, qua tutto il plateau dei Lastoi. Dall'altra parte qua c'è il Giau e la bastionata dei Lastoi, dove ci sono super vie come Super Tegolina di Checco Piardi, una bomba, l'avevo fatta con Albe. E qua stiamo per entrare nel cuore della Croda da Lago, a occhio. Eccoci all'imbocco del canale. Sembra polvere. Super. 200 metri che speriamo siano belli, perché sotto sarà un po' un casino scendere. C'è questa crosta non portante. Però dai, intanto godiamoci questi 200 metri. Ambiente super. Sono più o meno a metà canale. Là è la Porcelletta. La neve è fantastica. Vabbè, finalmente in Forcella. Alla fine Alberto è rimasto giù. E qua super ambiente. Che fatica, no, 6 metri di neve. Comunque adesso scendiamo qua ai primi metri, visto che c'è qualche squaletto, e poi sarà goduria.
Stanchezza alle gambe. Abbiamo ripreso Alberto, mi stava aspettando alla base del canale. Qua è un po' più tirata la neve. Ha smollato qua. Pur sempre primavera, Piano piano. Com'è? È fattibile, dai. Sì, fattibile con gli sci del 15-18. Ok, siamo tornati più o meno alla partenza. Adesso ci facciamo un tuffo.